Le date sono state individuate perché la storia lunga 352 anni non si interromperà. La festa di Santa Croce Sagra del Tataratà è pronta a tornare in scena, potrebbe farsi se arriveranno tutte le necessarie e indispensabili autorizzazioni sabato e domenica prossimi. In queste ore la macchina amministrativa di Casteltermini è freneticamente al lavoro perché esattamente per come era stato deciso durante il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltosi domenica mattina, la kermesse, che coniuga riti religiosi e folklore, dovrà essere organizzata dal Comune e non più dall'associazione che è rappresentata dai ceti. La sagra del Tataratà era stata all'improvviso sospesa sabato scorso con un provvedimento del questore di Agrigento Rosa Maria Eraci perché non sussistevano, scriveva il questore, le adeguate garanzie a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e dell'incolumità. Ad evidenziare il rischio, una volta sentiti dai carabinieri di Casteltermini che sono coordinati dal comando della compagnia di Cammarata, erano stati gli stessi organizzatori. A Casteltermini si erano infatti registrati liti, aggressioni e minacce. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Dario Caputo, aveva differito la manifestazione ad altra data, preferibilmente tra 2 settimane, ma a metà giugno sarà festa a Cammarata e questa concomitanza di eventi potrebbe naturalmente pregiudicare le presenze turistiche in entrambi i comuni, motivo per il quale si è arrivati alla decisione definitiva del comune. Gli amministratori hanno optato per sabato e domenica prossimi. Dal comune di Casteltermini dovrà naturalmente essere formalizzata istanza alla questura di Agrigento e se tutto sarà amministrativamente in regola non potrà che arrivare il necessario via libera. Durante il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica era stato del resto già deciso anche un potenziamento delle forze dell'ordine da schierare in vista precauzionale naturalmente sul territorio di Casteltermini. Ed i consiglieri del Movimento 5 Stelle del Comune chiedono la testa dell'assessore al turismo e allo spettacolo, presentando una mozione consigliere urgente al fine di impegnare il primo cittadino a revocare l'incarico a Francesca Ferreri, che sottolineano i pentastellati si è contraddistinta in perfetta continuità con i suoi predecessori soltanto per la propria invisibilità. È arrivato il momento che il primo cittadino e la sua giunta concludono, si assumano le proprie responsabilità per ciò che è accaduto e che non hanno saputo gestire.